Un programma ricchissimo di eventi che puntano alle eccellenze artigianali, culturali, artistiche e enogastronomiche della città. Il programma 2019 di Mastros e Massaios, tappa nuorese del circuito Autunno in Barbagia, legato alla Camera di Commercio di Nuoro, è totalmente incentrato sulle eccellenze locali e sulle esperienze di qualità per il visitatore. L'evento, che si terrà sabato 9 e domenica 10 novembre, è stato presentato questa mattina nella Sala Consiglio del Comune di Nuoro alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alle attività produttive Leonora Angeleddu, del presidente Aspen Roberto Cadeddu e di Agostino Basile, organizzatore assieme alla Proloco di Nuoro di un evento che sancirà la riapertura al pubblico di Casa Chironi dal titolo Nuoro Tesoro di Sardegna. Il 9 e il 10 novembre a Nuoro verrà riproposta la manifestazione Mastros e Massaios in Nuoro, un crescendo di qualità, di varietà di eventi, dove si è voluto dare un taglio prettamente legato alle attività produttive e all'artigianato della nostra città. Ci sarà il meglio, ci saranno le eccellenze enogastronomiche in mostra, i visitatori avranno la possibilità di visitare i nostri musei, le varie mostre temporanee allestite da associazioni culturali della città. C'è stato un grosso lavoro con le associazioni, con la Coldiretti, con la Lega Coop e con la Proloco, che quest'anno proporrà un evento esclusivo all'interno di Casa Chironi, che verrà riaperta proprio per l'occasione, dove verranno ospitati gli artigiani e gli orafi nuoresi e un'importante mostra di monili del 600 e del 700. Un progetto ambizioso dunque che punta a un ulteriore salto di qualità nel 2020, quello di aggiungere per Nuoro alla tradizionale tappa novembrina una tappa di apertura e una di chiusura e riepilogo a Autunno in Barbagia, per far diventare il capoluogo barbaricino anche il fulcro effettivo del brand Autunno in Barbagia.